Buongiorno a tutti e benvenuti su Matto Scacco, ragazzi. Allora, oggi giochiamo un po' di gambetti. Il gambetto Blackmar Diemer non si pronuncerà mai così, ma va bene. Però voglio giocarlo in maniera più aggressiva, quella con F3 addirittura, dove possono succedere cose molto, ma molto, molto spiacevoli. E addirittura potrei andare di donna. Se mi fate girare le balls, potrei andare di donna. Che poi mi catturi qui, no? C'era una variante di questo. Andiamo, dai. Tutto per tutto, raga. Tutto per tutto. Pigliati anche due pedoni. Gli sto regalando due pedoni per. Ah, non se lo piglia. Non se lo piglia perché vuoi fare questa roba qua. H3 è bruttissima, ma la devo fare. H3 è veramente molto brutta. Cioè, più brutta di quello che si possa immaginare. Ok. Va bene. Va bene, adesso ci sarà questa. Non so, ho paura, voglio arroccare il prima possibile. Ah, guarda che no, continua a non prenderselo sto pedone. Non è che mo mi fa. Mi fa addirittura anche arroccare. Io faccio così. Io faccio così, guarda, faccio così. Visto che lui non continua a prendersi questo pedone, io continuo a lasciarglielo. Cavallo C6 mi romperebbe le scatole, un po' forse. Però avrei cavallo E2. Ricordo a tutti che fino al 7 di agosto c'è in sconto al 30% il corso su come combattere la maggior parte dei gambetti, tra cui anche questo, fatto dal grande maestro Andrea Stella. Il titolo è Un pedone è un pedone. Sappiamo che lui ci crede tantissimo nel materiale e in effetti ad altissimi livelli, ai loro livelli. Perdere un pedone significa perdere la partita. E lui all'interno di questo corso, che sono tutte lezioni da 30 minuti, spiega essenzialmente le mosse che dovete giocare per vincere in maniera sistematica contro questi gambetti. Allora, io gli ho dato due pedoni, ma sarete d'accordo con me che adesso dopo il Rocco Lungo la situazione inizia a piacermi. Inizia a piacermi e non poco. A Rocco Lungo mi piace. Adesso lui deve rimanere sulla colonna D perché dove va? Va qua, potrebbe andare lì. Potrebbe andare lì, sì. Comunque faccio a Rocco Lungo. Ok, mi attacchi qui, ma faccio questa. E se giochi una roba così, io faccio questa, credo. Va bene, dai. Addirittura potrei giocarti questa. No, dai, che brutta. Attenzione, A3, catturi. Re di 2. E non giochi questa, siamo al punto di prima. Niente, arrocco. Arriverà cavallo D5. Ma cavallo D5 in realtà posso catturare. Perché sto facendo queste pippe mentali? Cavallo D5 ti catturo tranquillamente. Credevo che la casa B4 che l'avrebbe lasciata per l'alfiere, secondo me era migliore. Aveva paura a metterla sulla colonna D, la regina, perché guardate come ho regalato due pedoni, ma ho un attacco promettente. A3 sembra già anche interessante. Dove va la regina dopo A3? Va in H4? Allora, qui secondo me c'è qualche possibilità che non sto vedendo. Ok, no, si sta chiudendo. No, vabbè, al buio registriamo questo video, nessun problema. A3 sì, lo spingo a venire qua. Potrei giocare questa prima. Sì, potrei giocare questa. Potrei giocare questa, perché lui ha quasi perso la donna. Ha quasi perso la donna. Ok, ovviamente questo doppio attacco ovviamente non può farlo perché glielo papperei subito il cavallo e quindi, raga, ha perso la donna. Dimmi che ho ragione. Dopo A3, costretto ad andare in A5, arriva a B4, ha perso la donna. Deve sacrificarmi l'alfiere e avrebbe alfiere per 3 pedoni. Non lo so, non lo so. Adesso un bel arrocchino corto e poi A3. Ma che stupido, in realtà A3, A5, B4 mi cattura su A3. Ok, A3 arriva comunque, A3 arriva comunque.
Ok. Donna qui. Alfiere di 2 devo fare, non farmi fare alfiere di 2. Cioè, alfiere di 2 è da barbone proprio. Alfiere di 2 e cavallo qua. Ok, allora, l'unica cosa che mi piace di cavallo qui è che gli rimuovo un forte difensore, però non è che mi faccia impazzire. A lui piacerebbe fare questo attacco qui, ma non può. Quindi su cavallo per, alfiere per, così apro la colonna D e creo un po' di... Ok, questa me l'aspettavo, ma non mi fa paura perché semplicemente gioco questa. Con attacco su donna, donna B6. Attacco qui. Attacco qui e ora C3 c'è probabilmente. O c'è di meglio, c'è un'altra difesa che non vedo. Questa anche è carina. Madonna. Mamma mia. Sì, forse questa è meglio. F5. Mamma mia, che bruttura. Che bruttura. Allora, vediamo un po' se riusciamo a cavarcela qui. Tac, questa non si può fare. Questa è brutta proprio, ma forte, forte, forte. G3 posso minacciare... B3 posso minacciare C4. Mamma mia, questa è proprio la mossa da non fare, ma che la farò. La mossa da non fare, perché posso minacciare C4, quel cavallo del Kaiser se ne deve andare. Ok, brutta situa. Bruttissima situazione, tanto qui si fa sempre più buio, sempre di più. Sì, visto che era brutta. Lo sapevo io che c'era qualcosa che non andava qui. Me lo sentivo. Me lo sentivo. Però in realtà tiene tutto perché è tutto tenuto. Ok, hai perso un pezzo, lo sai che hai perso un pezzo. Vado di cavallo ed alfiere più forte, no? Va bene, era convinto di guadagnare un pezzo, ma non si è reso conto che aveva di fronte la donna. Mamma mia, i poteri di Gambetti che destabilizzano. Adesso devi giocare donna di 5 per tenere l'alfiere, ma io ti do la caccia e prendo anche l'alfiere, guadagno anche l'alfiere, ragazzi. Anzi, ho alfiere B5 scacco, guadagno la donna, se fai robe strane. Se mantieni la donna sulla colonna D, guadagno addirittura la donna. Sì? Sì, sì. Oddio, guadagnerei la donna per alfiere torre, non so se è un grande affare, Forse conviene che mi guadagno l'alfiere, buonanotte. Ah no, su questa in realtà c'è questa. Non funziona, però questa la posso fare sì. Questa la posso giocare sì. Questa la posso giocare. Ok, ha sempre l'alfiere sotto e la donna non può più tenere questo alfiere. Qui è sotto cattura, qui è sotto cattura e qui è sotto cattura. Quindi non sono caduto nella tua sporca trappola. Mamma mia, questo gambetto. Beh, qui è stato un suo palese errore, però nelle blitz gli errori contano e quando voi complicate il gioco, guardate quanto sviluppo che c'era, quanto vantaggio di sviluppo che c'era nei miei pezzi, incredibile, incredibile. Ok, cattura, arriverà B5, cattura, quando farai B5 c'ho cavallo F6 amico, tu non l'hai vista ancora ma io l'ho vista, cavallo F6 scacco, perdi la regina, giocala B5, giocala amico, se sei mio amico devi giocarla, altrimenti ti tolgo l'amicizia su chess.com, giocala, giocala che c'è cavallo F6 scacco. Gioca B5, inchiodatura. Mi sa che l'ha vista, Mi sa che purtroppo... l'ha vista l'infame. E a questo punto se l'infame l'ha vista... Scacco, tacchete, scacco, tac, scacco, bam e alfiere qui.
B5, tolgo via e sono salvo. Anziché fare una passiva questa, c'ho questa, tac. Su B5 prendo la torre gratis. No, beh, dai, facciamo quelli che giocano bene. Facciamo così, dai, facciamo così. Giocano bene poi. Va bene, facciamo questa, dai, facciamo questa. Volevo fare il figo, ma probabilmente era giusta questa. Dopo la vedo col motore, ma facciamo quelli che giocano normali. Perché dopo c'era F6 che era interessante. F6 con vari attacchi. Secondo me sì, forse era giusta questa, ma nel dubbio... Adesso farà Rocco lungo, no? Se fai F6 sono tentato a sacrificarti, anzi lo faccio al 100%, alfiere per F6. Magari mi fa torre G8, magari. Potrebbe essere, alfiere per, cavallo scacco, c'ho sempre questa risorsa, ok, facciamola subito senza pensarci su 2 secondi. Ok, 2 pedoni più alfiere, quindi penso che sia un ottimo compromesso. Se viene qui scacco di torre e mi deve dare la regina. Ok, buona. Allora, analizziamola, vediamo dove ho sbagliato, perché sicuramente ho sbagliato. Mi ha chiesto la rivincita, ma volevo analizzarla. Allora, gambetto, qui ovviamente Andrea ha spiegato sia come difendersi dopo cavallo C3 e altre mosse C4, F3 subito. Nel corso c'è ovviamente tutto. Donna F3. Donna F3 è palesemente un errore. Ok, questa è bruttissima. Qui ho già un meno 2,30. Vabbè, ma io ho giocato in maniera fantasiosa. Continuo a lasciargli sempre quel pedone. E qui lui cattura l'altro. Guardate, ecco, questo è il bello del gambetto. Vantaggio del nero, meno 1,34. Dopo la cattura, che è molto rischiosa, il suo vantaggio diminuisce. E qui ha un meno 0,73, ragazzi, meno 1. Quindi meno 94, meno 0,94. Il suo vantaggio è diminuito. Perché? Perché adesso io posso svilupparmi velocemente e posso arroccare. Qui addirittura... No, niente. Non era la mossa migliore l'arrocco, sì. È la mossa migliore, 0,66. Qui ha alfiere di 6. Qui diceva torre in H in F1. L'avevo pensata, ma cosa ho giocato qua? G3, ok, qui avevo in mente di intrappollargli la regina. Questa mossa qui a 3 era giusta, cavallo in E4 giusta, qui gioca questa, alfiere F2 dice, per evitare che lui possa andare in B6. Ok, è andato invece in B6, C3 era la mossa corretta, ma mi sembrava troppo passiva, quindi ho rischiato tutto con questa bruttissima mossa, e su questa ovviamente C3. È vero, perché lui che calcolo ha fatto qui? Ha fatto il calcolo degli attaccanti e difensori. Lui dice io ho 1, 2 o 3 attaccanti su questo punto e lui ha solo 1 e 2 difensori. Ma il problema è che il tuo secondo attaccante è la regina. La regina, quando ci sono questa serie di scambi, dovrebbe stare dietro i tuoi pezzi. Allora sì che funziona, ma così purtroppo qui niente, qui ha perso la partita. Con questo errore ha perso poi completamente la partita. Alfiere per E5, e qui dicevamo che se lui avesse giocato B5, che era il suo piano iniziale, avrebbe avuto cavallo F6 scacco con conseguenze poi mortali. Quindi ha giocato alfiere D7 per poter giocare questa. Qui c'era alfiere G7, sì, alfiere G7 era giocato. Qui ho giocato Re B2, la seconda scelta, ma la prima era questa. Era questa, perché su questa c'era il mondo, c'è il matto in 12 addirittura, cioè sacrificio. Su re cosa succede? Cavallo F6, re 7. Ah, ok, che c'era sempre questo discorso qui, quindi doveva venire qui, ma c'era lo scacco di torre e poi doveva andare qui per tenere la donna, ma c'era penso questo scacco. No, c'era donna E3 scacco matto. Wow, bellissima, bellissima, bellissima. Ok, qui diciamo non ho voluto rischiare, su questa c'era anche donna H5. Donna H5 c'era? Perché sulla spinta c'era lo scacco, ma invece ho giocato alfiere F6. Cavallo F6 piace più al motore? Al motore piace più questa addirittura, perché dopo entra la donna, fantastico. Mentre quella che ho giocato io
Ok, qui c'era torre F8 che comunque è sempre più 11. Torre F8 che però riuscivo a liberarmi perché su questa G6 donna per H7. Ok, tiene la posizione. Bella partita, questo gambetto è sempre veramente divertente. Quando volete divertirvi, questo gambetto è tanto divertente, tanto. Bene ragazzi, spero che vi siate divertiti insieme a me, nonostante erroracci, cose brutte. Ci vediamo nel prossimo video.